Italia, nell'ultimo numero della rivista Aspen, commemorando gli 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, si descrive questo ventennio come ventennio lungo, nel senso che in soli 20 anni sono accadute tante di quelle cose che hanno cambiato il mondo molto di più dei precedenti decenni. Cambia il mondo, cambia la politica, si stravolge tutto, il conflitto tra est e ovest si trasforma in nord e sud. C'è solo una cosa che non è cambiata: il sud del nostro paese. Io so che lei ha scritto, che Brutti ha scritto proprio di recente un libro, e tra noi, lei adesso proprio è nel cuore della Nord Italia, tra l'altro in una regione insieme a Trentino che, secondo le statistiche del Ministero degli Interni, è la regione dove, secondo i loro criteri, di più si rispettano le regole. Noi, io penso che vediamo, soprattutto nel sud, un problema di classe dirigente corrotta, vediamo un problema soprattutto di non rispetto delle regole, e ormai anche c'è la convinzione che non ci sia più nulla da fare. Sì, io ho l'impressione, proprio per riallacciarmi al tema da cui partiamo, cioè il muro di Berlino, che uno degli effetti della caduta del muro di Berlino in Italia sia la nascita di una specie di muro tra il nord e il sud. Dopo l'89 è sorta questa separazione che era rimasta in qualche modo sopita nei fondali del nostro paese, ma che non era emersa negli anni precedenti. Ed è esplosa dopo la caduta del muro di Berlino. Perché? Perché venute meno le appartenenze ideologiche, abbiamo riscoperto le appartenenze territoriali, abbiamo riscoperto il legame con la terra. Questo non è un fatto negativo. E da qui il fenomeno della Lega in Italia, da qui altri fenomeni in qualche modo intrecciati a questa ripresa del territorio. Bisogna aggiungere che per quanto riguarda il sud, che ha sempre avuto grandi problemi, ma i problemi più gravi del sud sono esplosi, diciamo, a partire dai primi anni 70 per poi arrivare ai nostri anni. Cosa è avvenuto in questi anni che ha determinato questo deterioramento? È avvenuta prima di tutto l'introduzione delle regioni, che ha prodotto al sud la proliferazione di una classe dirigente incapace, parassitaria e corrotta. Ed è un dato di fatto. Le regioni in Italia sono state una sciagura, hanno peggiorato il tessuto civile del nostro paese, hanno peggiorato il rapporto tra le istituzioni cittadine. Al sud si è aggiunto anche un altro fenomeno, il fatto che il terremoto dell'80 produsse una serie di interventi a pioggia nel sud che ingrassarono la corruzione politica e la malavita e consentirono un passaggio dalla malavita allo stato, come dire, artigianale degli anni 70 allo stato industriale degli anni 80. Mi riferisco in particolare alla Camorra, i fondi pignadieti di cui si parla negli anni. Credo che questi siano stati due tra i fattori salienti del degrado ulteriore. Ecco, io a questo proposito vorrei notare una cosa. È vero che la classe dirigente attuale del sud è una delle peggiori classi dirigenti, forse la peggiore che abbiamo in Europa. Anche se il discorso sulle classi dirigenti credo che nel nostro paese si possa estendere purtroppo a livello nazionale, con maggiore acutezza sicuramente riguardo al sud. Però è anche vero che se noi guardiamo la storia d'Italia, cioè il processo unitario che è andato dal 1860 fino alla fine degli anni 70, dobbiamo riconoscere che lo Stato italiano si è modernizzato, ha alfabetizzato il paese, è cresciuto, avendo un ceto costituito in larga parte da meridionali. Per 100 anni la macchina dello Stato italiano ha funzionato con tutti i suoi difetti, le sue lacune, ma l'Italia ha avuto un progresso straordinario dal 1860 fino agli anni 70, disponendo di un ceto di questori, di prefetti, di professori, di militari, di carabinieri, di poliziotti, venuti in buona parte del sud. Questo a dimostrazione della possibilità di attingere anche a risorse positive del sud. Questo meccanismo si è inceppato con gli anni 70, si è inceppato con la ondata contro la meritocrazia del 68, con l'introduzione delle regioni e con appunto gli investimenti indiscriminati al sud che
che hanno ingrassato un ceto parassitario. Quindi quando facciamo giustamente un'analisi severa dobbiamo ricordare questi fenomeni, cioè dobbiamo dire che non sempre la borghesia statale meridionale è stata costituita da farmaconi, come giustamente oggi dice Brunetta. C'è stato un periodo in cui lo Stato italiano ha retto su una burocrazia, su professori, carabinieri, poliziotti, eccetera, che erano in larga parte di provenienza meridionale e che sono stati servitori dello Stato con grande dignità, bisogna riconoscerlo. Hanno costituito le basi dello Stato italiano, hanno dato la possibilità a questo paese di passare da paese agricolo a paese moderno attraverso un processo che ha avuto effetti positivi. Ciò nonostante 2 guerre mondiali, nonostante l'esperienza travagliata, il fascismo, la guerra civile e tutti gli altri traumi che abbiamo subito. Quindi ecco, il giudizio dovrebbe essere articolato su queste basi. Detto questo, naturalmente oggi il discorso si fa molto serio e io sono convinto, e 3 mesi fa avevo lanciato un'idea che ho visto che è stata ripresa la settimana scorsa da Brunetta, della necessità di 1000 che possano sbarcare al sud come i tempi di Garibaldi e che possano costituire la classe dirigente del sud. Per 1000 non intendo 1000 persone che vengono dal nord, intendo 1000 uomini di qualità selezionati nel sud, tra i meridionali partiti e tra coloro che dal nord sono disponibili ad accettare la scommessa, che si assumono la responsabilità di guidare il sud, di guidare a livello imprenditoriale, a livello di amministrazione pubblica, a livello di lotta alla criminalità, a livello di classe dirigente del sud. Cioè il sud ha bisogno di rinominare, riselezionare la classe dirigente. Gli mancano quelle 1000 persone che possono